Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia invests 37 million euros to expand seasonal ferry connections through 2030. Friuli Venezia Giulia will invest 37 million euros to strengthen seasonal maritime transport between 2026 and 2030, expanding coastal and lagoon ferry connections. Dal 2023 in poi c'è stata sempre più richiesta da parte dei territori, ma da parte anche dell'utenza, sia turisti sia residenti della nostra regione, di utilizzare questo servizio sempre di più, per periodi più ampi e in maniera più intensa. Abbiamo fatto alcune sperimentazioni finanziando progettualità proposte dai comuni, come il potenziamento di tutto quello che è la costa da Monfalcone fino a Muggia, ma anche altri servizi come l'Aquileia Grado ad esempio e la Grado Lignano, che hanno dato ottimi risultati, e di conseguenza abbiamo voluto organizzare un servizio ad hoc all'esterno del contratto del TPL in accordo con TPL FVG, e quindi c'è stata una perfetta armonia in questo, mantenendo in capo al servizio del TPL ordinario, il contratto, quello della regione che è partito dal 2020, soltanto quel servizio annuale che riguarda la città di Trieste, che è particolarmente importante. Ci sono tariffe nuove differenziate tra residenti e non residenti della nostra regione, tantissima disponibilità di posti, velocizzazione delle linee, intensificazione. Per esempio la Trieste Grado diventa Trieste Grado Lignano, con una linea Lignano Grado interna via Portobuso, quindi con una differenziazione di possibilità di viaggio più legate ad aspetti turistici e più legate invece al vero e proprio TPL. Friuli Venezia Giulia renews global promotion deal with Udinese Calcio. Friuli Venezia Giulia is renewing its partnership with Udinese Calcio, keeping the region's tourism brand, Io sono Friuli Venezia Giulia, on the team's jersey for another 3 years. Regional officials say the deal helped bring global visibility to the region through televised matches, social media and major sporting events. È uno degli investimenti più convenienti che facciamo a livello assoluto. Ci sono degli studi ormai certificati, addirittura con l'esperienza dei 3 anni pregressi. Quindi in realtà è un investimento che triplica il suo valore e quindi è molto positivo. Dall'altro abbiamo, anzi più che triplica, quadruplica. Dall'altro abbiamo oggettivamente una best practice del territorio, un campione del territorio che riesce a portare il nome di Regione Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale, e questo ovviamente si abbina quindi non soltanto alla visibilità ma anche a dei valori che lo sport può trasmettere. L'Udinese è uno dei campioni da questo punto di vista. Prices are up, but the love for gelato in Friuli Venezia Giulia remains strong. Gelato season has begun across Friuli Venezia Giulia, but the prices change. Just 10 years ago, 1 scoop cost €1. Today it can reach €2.50. Do you think €2.50 for a scoop of gelato is still worth it? I think it's too expensive. I think 5 years ago it was €1 or maximum 1.10, but now it's very, very expensive, I think. I mean, gelato's sort of always worth it, especially when the temperatures climb. But it is definitely uncomfortable, I would say. Comfortable being in Trieste for so long and seeing 1 scoop for €1 and then 1 scoop for $2.50, it's a big difference. It's worth it, but it's too much. It depends which ice cream shop. So we raised 4% more or less, okay, from $2.50 to $2.60, and the reason is there are many reasons. One, the inflation, okay, that it's in Italy it's more or less the 4%, 3.5%, and so we have to consider that. Then the rise of the raw materials, for example, pistachio raised 20%, milk and the sugars also. Today I bought sugars and the raise is 15%. So we raised less than the average of all the rising prices. We don't want to sell an ice cream, but good moments.
From red carpet to big screen, Trieste celebrates the Oscars. This year we will host here at the Ariston a real marathon with all the films that are nominees at the Oscars, and then we will show here the ceremony live, so we can see it together here at the cinema. So you started today, Saturday, and how is it going to proceed? Yeah, we start yesterday, but yes, from now till midnight we will show a lot of the movies that are nominees. And then from 10 p.m. we will start here with the ceremony. Yeah, the ceremony will be free, so we will start at 10 p.m. With some quiz, some talks, something, some entertainment. So. And then from midnight there will be the ceremony, so people can come to join us. So the main movies we should look out for tomorrow night. Well, there are two movies which are Sinners, who get 16 nominees. Nobody, no other films in the history of Oscar get so many nominees. And then One Battle After Another, which is the main contender to Sinners. But which are your favorite movies? My favorite movie is The Secret Agent, the Brazilian film, but I don't think it will win. So between Sinners and One Battle After Another, I maybe hope for Sinners. Nice. A rare chance to explore the history of Friuli Venezia Giulia with 5 days. On March 21st and 22nd, the Italian National Trust will open 18 heritage sites across Friuli Venezia Giulia for the Giornate Fai, allowing visitors to access historic buildings and cultural sites that are usually close to the public. Tante aperture eccezionali, non solo di bellissimi palazzi come quello che ci ha ospitato oggi per la conferenza stampa, ma anche siti che sono opera dell'ingegno come quello di Edison, oppure paesaggi naturali come quelli che incontreremo a Mossa. Non dico di più perché altrimenti la curiosità non c'è più, e per cui invito tutti ad iscriversi, in numerosi, anche perché lo dico sottovoce, ma con l'iscrizione si può saltare la fila e si può accedere a dei siti ulteriormente segreti. 3 ne abbiamo, sia a Trieste che a Udine che a Polcenigo, e quindi non ve li svelo perché trovate tutto sul sito www.giornatefai.it. Grazie. Apriamo con estremo piacere il Palazzo del Governo, sede della Prefettura e del Commissariato del Governo per il Friuli Venezia Giulia. Ci riconosciamo pienamente nelle intenzioni del FAI e nell'aprire appunto a tutta la cittadinanza l'opportunità di ammirare questa grande bellezza. Friuli Venezia Giulia's capital welcomed visitors from around the world for a lively weekend. A bustling weekend across Friuli Venezia Giulia. Where are you from and how are you enjoying Trieste? I'm from Japan and I'm enjoying so much. Yes, I'm living here. This is the best moment for me to enjoy, to stay outside. Yeah. How are you going to be enjoying the weekend? We're from Austria, actually. And we're just here because it's my birthday today. So we enjoy our day in Trieste. I've been swimming and eating and drinking, so it's perfect. I'm from the south of Italy, a city named Potenza, and I've been in Trieste for 5 years now, and it's like an amazing city, and it's so lovely to stay here, and I hope to stay here as long as possible. I'm from Trieste, and I think I'm going to have a walk by the seaside since it's going to be a nice weather, so let's hope for it. It's getting warm, so spring is coming. I'm from Los Angeles in America. Yeah, and my plans, he's here, he lives here, and I came to visit him, so he's going to be taking me around Trieste. I think so. First of all, of course, the sunset in Trieste, right here on the pier, and then probably on to the castle, of course, of Miramar. It's like a fairy tale like castle, beautiful, and then probably to the Formaggino, the church, the Brutalistic church. Did you tell me it was? Oh no, it's not proper. It's not proper. And then just like around like there's more bars, local bars and such. Yeah. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.